anche senza microfono. Mi sentite? Questo violoncello è del 1711. Cosa vuol dire che per qualche anno questo strumento avrà 300 anni? Vedete, è fatto in maniera sembra un grosso violino, vero? Un violino che ha mangiato molta Nutella, è diventato bello grosso. Suona con l'arco, che è questo, suona sulle corde e produce il suono, si produce con le mani. Man mano che la mano va su, il suono diventa più acuto. E quando dobbiamo fare la motocicletta diventa... Andiamo avanti con la storia? Sì? Andiamo avanti! Allora, i vestiti dell'imperatore. L'imperatore sta dormendo. Nell'anticamera della stanza da letto dell'imperatore, cortigiani, ciambellani, ministri, amiragli, generali, camerieri aspettano che Sua Maestà si alzi e qualcuno origlia dalla sua porta. Altri guardano dal buco della serratura e riferiscono ciò che vede agli altri. Che fa Sua Maestà? Spadita, oh meraviglia, respira, oh portento, si stira. Come? Così? Sveglia, sì, allarga le braccia imperiali da qui a lì. Che stile! E la regina che fa? La regina dorme. La vera signora ha un sogno così signorile e adesso Sua Maestà si alza. Davvero, si alza tutto intero. Sì, però un po' alla volta. Eccezionale. Sta mettendo sul pavimento il piede sinistro. Brutto segno, porta male. No, scusate, ho sbagliato, era il destro. Ottimo, sarà certo una giornata fortunata. Ecco, arriva, ecco le trombe. Come apre la porta, evviva, evviva! Si apre la porta e compare l'imperatore sbadigliando e stiracchiandosi. E tutti insieme, buongiorno maestà. Buongiorno, signori cortigiani, generali, ammiragli, ciambellani. Facciamo le mani, maestà. Non vedo il cavaliere dello specchio. Un dignitario si affretta a farsi danno tra la folla e presenta all'imperatore uno specchio ovale con cornice d'argento e d'oro. Sua Maestà caccia fuori un palmo di uva. Com'è la lingua? È pulita. Non è un po' bianca? No! Perfetto. La purga ha fatto effetto. Manderò un ringraziamento, 12 lecca al farmacista. Oh, come sarà contento. Come avete riposato, maestà imperiale? Male, molto male. Tutta la notte ho udito un orribile chiasso. Che cosa succedeva lì in basso? Perdonatemi, sire, la colpa del rumore è forse mia. Ieri mi sono preso un raffreddore. A mezzanotte in punto ho stardutito. Orrore, inaudito, deplorevole caso. Vi farò tagliare il naso. Ora pensiamo a cose serie. Che vestito mi metto? Maestà, mi permetto di suggerirvi quello col panciotto d'oro, il mantello d'argento, il sta a pennello. Una pesa che fa spavento. E allora la pelliccia di pulci mi pizzica. La giacca di petali di rosa
a quest'ora sarà appassita. E l'albero di frutta candita? Portarlo non posso. Tutte le mosche mi vengono addosso. Ma insomma, perché vi pago, signori della corte? Trovate un'idea nuova o vi condanno tutti a morte. I presenti impallidiscono, battono i denti, qualcuno fa finta di non essere lì. Altri si avvicinano senza parere all'uscita, ma non possono uscire perché entra un usciere con una luce urgente. Sua Maestà, 2 mastri sarti da Verlopoli venuti chiedono umilmente di essere ricevuti. Verlopoli? E dov'è? È dalle parti di Popoli, in Brisgovia, in Merlandia. Merlandia, Briscopoli. Bando alla geografia e largo alla sartoria. Introducete i maestri alla sacra presenza mia. Avanti, signori sartori, mostrateci le vostre novità. Maestà, maestà, dice l'altro. Siamo giunti fin qui, l'altro fin qui. Parli uno solo, arriva mezzodì. Scusi, maestà, sì, non vi portiamo un abito, ma un miracolo. Parla come un oracolo, il somaro. Spiegatevi più chiaro. Per anni 27, maestà, 1 mese e 1 giorno, abbiamo studiato la ricetta di una stoffa perfetta, straordinaria, più leggera dell'aria, trasparente, più trasparente dell'acqua di sorgente. E la cosa più sorprendente è che il nostro tessuto non può essere veduto da chi degno non è. Cioè, ecco il nostro modello. Ecco, invisibile resta per coloro che in testa hanno poco cervello o per le persone che occupano certe poltrone, certe cariche altolocate senza averle meritate. E mentre l'imperatore guarda, meditando le informazioni ricevute, i presenti si spaventano per la seconda volta e si confidano fra di loro le impressioni. Che stoffa pericolosa! Non mi piace quell'allusione alle poltrone, c'è aria di sovversione, di attentato allo Stato! E anche l'imperatore pensa fra sé e sé. Che magnifico potere! Con quelle vesti finalmente potrò sapere se i ministri sono onesti o ladri, intelligenti o sciocchi, sinceri o bugiardi. Se non mi salti al lavoro, mi pagherò a peso d'oro. E il tessitore: ce ne occorre 1 quintale, maestà. 1 quintale? Sì, tanto per cominciare a filare. Per finire, seta della più fina, della più pregiata, 1 tonnellata, nient'altro. Un sacco di diamanti e di brillanti, forse 2 sacchi. Ma che sarti di slacchi, io trovo tutto ciò divertente un bel po'. Su, pensateci voi, signori ciambellani, io me ne andrò in giardino a giocare coi cani. Maestà, abbiate pazienza, dobbiamo prima prendervi le misure. Non si può fare senza, più che giusto. Sento già che sarà un vestito di mio gusto. Alla parola vestito compare la regina. Un vestito? Per me? Veramente? Capisco, come al solito ho pensato solo perché gli uomini sono tutti uguali. Io sono la regina e a quello che si dice, anzi, l'imperatrice, ma devo andare in giro mangiata come una contadina. Avanti su, non fare i capricci, altrimenti ti metterò in castigo dietro il trono. Perdono, maestà, marito mio, non lo farò più. Finiscila di piangere, il vestito nuovo l'avrai anche tu, sarti pure a lei, prendete le misure. Mi raccomando che sia all'ultima moda, come Simona Ventura. Alla moda di Merlopoli, signora. Ecco fatto, i vestiti saranno pronti tra un'ora. Tra un'ora. E vieni, cara, lasciamoli tranquilli. Andiamo in giardino a giocare a birilli. E così i tessitori sono rimasti soli e fingono di lavorare. Attorno a loro gruppi di sete, damaschi, ori argenti. Ci sono anche 2 enormi valigie con cui sono arrivati. Canticchiano una strana canzoncina. C'era una volta un vestito di